Allora, finalmente la Regione ha fatto una scelta importantissima per il raccordo con gli enti locali, comunali e provinciali. Era quello che ci aspettavamo da un pezzo, cioè riuscire a collaborare in filiera affinché ciò che viene legiferato sia utile al territorio, ciò che è sul territorio arrivi alla Regione con le proprie priorità. E quindi è importantissimo questo Consiglio degli enti locali che farà da cerniera tra ciò che i sindaci rappresentano e vivono e chiedono alla Regione e il nostro ente importante, cioè la Regione, che dovrà leggere, decifrare e legiferare di conseguenza. Credo sia una delle svolte che aspettavamo da tempo e una maturazione anche da parte della politica regionale nei confronti dei cittadini. In particolare colpisce la snellezza del Consiglio, che è variabile e quindi potrà portare con sé anche l'esperienza delle associazioni di categoria, anche di altri rappresentanti del territorio che assieme agli enti locali vivono e giornalmente condividono quelle che sono le situazioni problematiche e favorevoli del territorio stesso. E questo è importante.